È pronta alle barricate Marianella Tormena, sindaco di Crocetta, convinta che il progetto di una grande cassa di espansione da 40 milioni di metri cubi nella zona delle Grave per contenere il Piave sia una spada di Damocle per tutto il suo territorio. Lo dice mentre ci porta in macchina il casone di caccia che sorge proprio nel mezzo dell'area interessata dalla maxi operazione che qualcuno ha già ribattezzato Mose sul Piave. Significherebbe mandare sott'acqua un terzo di Crocetta. Un terzo del mio paese è fatto di quest'area qua. Un terzo del mio paese diventerebbe una cassa di laminazione, un bacino di laminazione, cassa di espansione, come si vuole chiamare. Un terzo. E se la Regione ha accelerato i tempi del progetto, il Comune sta correndo ai ripari con una sua commissione di esperti per formulare una proposta alternativa. Il sindaco, tesserata Lega da 25 anni ma a capo di una coalizione civica, si è già rivolta al governatore Zaia e all'assessore Bottaccin. Io veramente sono amareggiata, spero ci sia una possibilità perché la Regione riveda quel bando di progettazione che sta facendo, lo reimposti in modo da coinvolgere e valutare interventi diversi meno impattanti. Dalla parte del sindaco un'intera comunità, a partire da chi frequenta le Grave come i cacciatori della zona. Non penso sia la soluzione esatta, ideale queste vasche. Ci sono sicuramente degli altri interventi da fare prima. L'alveo del Piave deve essere salvaguardato, ma non come si fa adesso, chiaramente lasciando isolette e tronchi in mezzo, ma facendo una bella pulizia ed eventualmente facendo delle vasche sul letto del Piave. Basta fare la pulizia del Piave, una volta fatta la pulizia, tira via le isolette, scavare dove si deve scavare, secondo me è la soluzione più idonea.